Risparmi e risparmiatori, ancora le crisi delle banche venete sotto i riflettori delle associazioni, stavolta di Federcontribuenti e Zelino da Onara. Ora presentano un esposto in tribunale a Padova per chiedere di fare luce sulle procedure, scegliendo una bara come simbolo. La bara è un simbolo, il simbolo della morte comunque dei risparmiatori, perché dopo 10 anni che i commissari liquidatori hanno in mano praticamente il malloppo di queste banche che sono fallite e non sono riusciti a monetizzare e a venderle, ci viene un sospetto, per questo abbiamo fatto un esposto oggi. Noi da quella bara stiamo lavorando per la resurrezione, quindi l'immagine forte della bara sta a significare che è stato ucciso il risparmio di generazioni. L'esposto è fatto per accendere dei fari, per chiedere trasparenza sulla procedura fallimentare, perché le associazioni sostengono che finora i risparmiatori hanno visto poco o nulla. E questi soldi sono bloccati perché non sono mai state attivate le procedure per le aste degli asset degli asset delle banche. Federcontribuenti fa un esempio, un ramo d'azienda della Veneto Banca venduto, dicono, ma non ancora assegnato e quindi con i soldi della vendita mai arrivati ai risparmiatori. Ai liquidatori di Banca Popolare di Vicenza sollecito pubblicamente di rispondere ai 334 conti che sono stati ritrovati e con 2 PEC e dal 2023 non hanno ancora risposto, conti intestati a Banca Popolare di Vicenza e a Veneto Banca, i liquidatori di Veneto Banca. Procederemo con l'esposto. Risposte chieste dunque con la formula dell'esposto alla giustizia e pronti a scendere di nuovo in piazza con i risparmiatori.